opposition group known as the Syrian National Army, backed by Turkey, was blamed. But they denied having any responsibility for the death of Hebron. BBC News Arabic has used open-source journalism techniques and spoken exclusively to a witness to find out what happened. Sì, abbiamo con noi anche la nipote, la figlia e la nipote di Evrin, alla quale voglio dare come ricordo di questa giornata il nostro solito gagliardetto del Comune di Firenze, che è un po' calcistico, ma spero che lo porti con lei nel suo cuore. This is for you.